L'argomento è le figure impossibili. Prima discutevamo con Marco, quell'altro relatore che ha parlato del progetto del cavolo, temeva di essere fuori tema, e io e Marco ci siamo scambiati un commento dicendo che è molto difficile andare fuori tema in questo convegno, perché i temi gestiti sono così tanti, quasi tutti forse. Abbiamo visto per esempio un modo in cui si può usare la matematica, l'abbiamo visto adesso, per disegnare delle cose che non esistono nel nostro mondo, quindi è uno squarcio su un mondo che è totalmente alieno. Possiamo ricreare delle parti di questo mondo alieno nel nostro mondo utilizzando le tecnologie come le stampanti 3D per esempio. Ma stamattina abbiamo visto come possiamo anche usare l'antica arte del legno, sempre utilizzando la matematica per creare del bello seguendo delle regole che si applicano nel mondo reale. Ora, la cosa che stiamo facendo adesso è una cosa un po' diversa, nel senso che stiamo utilizzando la matematica, le leggi della prospettiva se volete, per creare delle cose che ci convincono della loro possibile realtà, mentre invece non sono affatto possibili. L'oggetto che stiamo vedendo in questo momento si chiama triangolo di Penrose, in maniera abbastanza poco gentile nei confronti del vero inventore, che non è Penrose. È un oggetto impossibile nel senso che se io provo a costruirlo in 3D con della plastica, per esempio della carta o in qualche altro materiale tangibile, vedete che le tre parti che sono localmente coerenti non si saldano a formare un tutt'uno. È interessante il fatto che questa è una materia un po' ai confini fra quello che è la realtà e quello che è la matematica, le cose reali, le cose non reali, e questo oggetto, il triangolo di Penrose, è stato inventato in maniera totalmente indipendente, prima da un artista che si chiama Roydsverd, non sono sicuro di pronunciare bene il suo nome, e poi pochi anni dopo da Penrose. C'è un Penrose psicologo, come sapete, e il figlio che è un Penrose matematico, e chi è stato a inventarli? Tutte e due, è stato un lavoro congiunto. Loro hanno pubblicato un articolo padre e figlio proprio perché l'idea è esattamente come con le leggi della prospettiva, che abbiamo ormai imparato a conoscere molto bene, che utilizziamo per fare per esempio i nostri cartoni animati preferiti, tanto per dirne una, con queste leggi della prospettiva possiamo giocare a ingannare noi stessi, a ingannare l'occhio, a fare una sorta di gioco di prestigio. La pallina che faccio girare attorno al triangolo di Penrose serve da un lato per rendere l'immagine più interessante e più mossa, dall'altro dare un'idea che questo schema ci dà un'idea di infinito, di circolo eterno, tanto è vero che se ci pensate bene il simbolo internazionale per il riciclo è molto parente di questo tipo di conformazione geometrica. Ora, è chiaro che parlare di oggetti impossibili rende obbligatorio una bella carrellata di cose di Escher. Per molte persone oggetto impossibile è esattamente il tipo di cosa che fa Escher. Questa riduzione è molto ingenerosa nei confronti di Escher stesso, che poi ha fatto cose anche molto molto diverse, oltre ad essere un grandissimo litografo, anche naturalista. Però ecco, vedete, lui disegna questa bellissima cascata, questo impianto idraulico che risolve completamente i problemi energetici di questa piccola cittadina. Lui nota, Escher nota in una sua lettera, con un po' di ironia, che loro devono ogni tanto riempire altra acqua per compensare per l'evaporazione, perché il sistema non è perfetto, un po' d'acqua si perde per l'evaporazione, quindi bisogna rabboccare. Se ci pensate, questo schema è molto simile al triangolo di Penrose, anzi vi faccio vedere che questo oggetto non è altro che due triangoli di Penrose montati uno sopra l'altro. Così come la pallina gira per sempre nel triangolo di Penrose, così abbiamo anche quest'acqua che fluisce, apparentemente va sempre in discesa, a un certo punto fa pure una cascata e riparte sempre dall'inizio. L'idea era quella di farvi questa carrellata di immagini di Escher, ma quella che sarebbe dovuta essere la prima immagine l'ho trovata per puro caso in treno, venendo a Venezia a fare questa conferenza. La persona che si è seduta davanti a me, molto gentile, con un bellissimo cane molto educato, si è tolta la giacca rivelando due braccia favolosamente tatuate, e gli ho chiesto il favore di farsi fare una fotografia perché abbiamo un oggetto impossibile su... Allora, era molto anche divertente potergli dire: io sto andando a fare una conferenza sull'oggetto che tu hai sul braccio. E lui in effetti ha subito detto Escher, anche se a me non risulta che Escher abbia fatto proprio quell'oggetto, quindi in qualche modo c'è l'equivalenza Escher uguale figure impossibili.
Questa è un'immagine che io amo molto, si chiama Salendo e Scendendo. Come vedete i monaci girano perpetuamente sul tetto di questo convento molto bizzarro e scendono, 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 se preferite salgono, 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 e non cambia mai niente. Questa è una bella idea che è stata riproposta molte volte. Fra l'altro ci ho pensato 10 minuti fa. Esiste l'analogo sonoro di questa illusione, qualcuno di voi l'avrà sentito, su internet si trova abbastanza facilmente, cioè è un file audio. Se io lo ascolto ho la percezione di un tono che diventa sempre più acuto, sempre più acuto, sempre più acuto. Dopo diversi minuti di ascolto mi rendo conto che c'è un trucco, perché ormai dovrebbe essere arrivato agli ultrasuoni. Quindi c'è questo bel indovinello, ne parla anche Hofstadter nel libro Gödel Bach che è stato citato stamattina, di questa possibilità di costruire dei canoni eternamente ascendenti, una cosa che ha fatto anche Bach ovviamente. Questo è un altro divertimento. Qui notate che la parte superiore del belvedere e la parte inferiore del belvedere sono perfettamente coerenti, le colonne sono attaccate male. E se l'occhio cerca di... Il nostro occhio, o meglio la parte di retina, la parte di sistema nervoso che interpreta la realtà tridimensionale, deve fare un lavoro fottutamente accurato, e lo fa continuamente apparentemente senza sforzo. È molto difficile spegnerla questa macchina. Quindi noi abbiamo questa macchina micidiale che quando vede una nuvola ci trova un personaggio, una faccia, perché è troppo importante per noi vedere le facce, e quando guarda un oggetto che sembra in prospettiva cerca di metterlo in consistenza interna, cosa che in questo caso non è possibile. Si crea un bellissimo effetto straniante, specialmente per la scala Pioli, che appare appoggiata in maniera bizzarra. In basso ci sono le istruzioni di montaggio. Notate questa persona, adesso ve la ingrandisco, questa persona regge, guarda con aria molto perplessa, un cubo, si chiama il cubo di Necker. Per terra c'è la spiegazione, quindi questa è una spiegazione della spiegazione, vagamente frattale questa cosa, autosimile in qualche modo. Vedete che qui c'è un incrocio sbagliato che in qualche modo rende il cubo impossibile da costruire nella realtà. Escher è un diavolo in realtà. Questo non è il solo problema di questo cubo. Se guardate la prospettiva della faccia superiore e la prospettiva della faccia inferiore, vi rendete conto che il punto di vista della camera che ha fatto questa fotografia, della macchina fotografica che ha fatto questa fotografia, non può essere lo stesso. Escher ha lavorato con i cubi impossibili fin dall'inizio. Questa è una delle sue prime litografie sui disegni impossibili. Notate che qui il cubo è perfettamente ragionevole, ma queste decorazioni, questi incavi o protuberanze sul nastro di gomma possono essere protuberanze qui, ma se sono protuberanze qui, come fanno a diventare incavi qua? Quindi, come vedete, c'è un gioco nell'interpretazione fra concavo e convesso, che si vede meglio in quest'altro disegno che probabilmente avete già visto tutti quanti molto bene, che si chiama per l'appunto concavo e convesso. Finisco questo gruppo di immagini legate a Escher facendovi vedere questo oggetto che non è affatto impossibile, povero piccolo bestiolino, ma mi sembra una bellissima dimostrazione di quello che stiamo facendo. Noi stiamo giocando con la prospettiva, cioè stiamo giocando con la nostra capacità di ricostruire un oggetto tridimensionale dall'immagine che noi vediamo, che ha due sole dimensioni. In questa ricostruzione qualcosa può andare storto e un artista può utilizzare questa imperfezione, questo bug del nostro sistema percettivo, proprio per raccontare qualcosa di interessante. Qui c'è questo draghetto che non ha ancora capito se è un disegno 2D o un oggetto tridimensionale 3D. Il senso di questa conferenza è: all'inizio vi faccio vedere un po' di cose fatte dagli artisti su queste figure impossibili, e poi ovviamente quello che a me piace fare è smontare le cose per vedere come sono fatte. Quindi, utilizzando i miei mezzi, prendiamo queste figure impossibili, ne prendo una selezione molto ridotta delle varie possibilità e provo a vedere come sono fatte, come sono costruite. Non posso non citare Reuterswärd, anche perché è lui l'inventore del triangolo di Penrose, nel senso che lui l'ha pubblicato nel 1934, qualche anno prima, molti anni prima, no? quasi 7 mi sembra, della pubblicazione dell'articolo di Penrose padre e figlio. Lui lo rappresenta in questa maniera molto carina con i cubi, pubblica questa cosa, ha quest'idea geniale a 18 anni.
Mi sembra una cosa assolutamente notevole. Dopodiché si organizza una vita di disegnatore di figure impossibili, cioè a differenza di Escher lui è il vero disegnatore delle figure impossibili, nel senso che è il suo tema ricorrente. Fra l'altro lui pulisce molto, nel senso che mentre Escher ci mette molti elementi naturalistici, lui è un artista con i frattali, mi sembra, no? Nel senso che costruisce a partire dall'inganno. Invece il punto di vista di Roizward è l'opposto, cioè lui cerca di far risaltare l'inganno disegnando quasi solo questo. Come vedete dall'immagine che ho scelto ha una grande fortuna anche commerciale, nel senso che il governo gli affida la stampa di numerosi francobolli, tanto per dirne una. Mi piace molto, mi è molto simpatico perché a differenza di altri artisti che hanno un'idea e continuano a riproporla uguale per tutta la vita, cosa che Escher assolutamente non fa, anche Roizward, come vedete, gioca sulle figure impossibili inventandone tante completamente diverse. Cioè guardate questa per esempio. Sfrutta uno schema che è totalmente diverso da quello del triangolo di Penrose. Questa scala in qualche modo è chiaro che riprende il pensiero della scala eternamente ascendente, ma questo che secondo me è meraviglioso, questa specie di nodo, di nuovo è una cosa differente. Particolarmente interessante è questa figura che sfrutta un'ulteriore tecnica che vedremo meglio più avanti, in cui qui quello che è uno spazio fra due elementi diventa una faccia di uno dei due elementi se io cambio il punto di vista, che è una cosa ovviamente che violentemente non impossibile. Volevo farvelo vedere perché ho la sensazione che Roizward sia molto molto meno noto di Escher, che ha una fama planetaria, e la sua faccia è una faccia bella, cioè mi piace, è una faccia buona mi sembra, quindi ci tenevo a farvelo vedere davanti a ovviamente una riproduzione del suo triangolo. Non sono solamente Escher e Roizward, ce ne sono una mucchia, come si dice in gergo tecnico, non sto a farveli vedere tutti, ma notate per esempio l'astuzia di quello sulla sinistra che fa un gioco nel gioco, perché lui disegna in una stanza, sulle mura di una stanza, un disegno in anamorfosi, come quelli che faceva Diddi, che ci ha mostrato Diddi ieri, per cui da un certo punto di vista queste linee si ricompongono a creare un'illusione di un oggetto tridimensionale, salvo che questo oggetto tridimensionale non può esistere nella realtà tridimensionale, quindi è un gioco di specchi che io trovo abbastanza interessante. Sull'estrema destra vedete una delle più celebri figure impossibili, che è chiamato il tridente del diavolo, o il blivet, che sono tre colonne, vedete sulla parte alta, tre colonne tonde a sezione circolare, che quando vanno verso il basso diventano due colonne quadrate. Quindi questo di nuovo è un gioco diverso, che fra l'altro non può essere spiegato semplicemente con un errore di prospettiva, è proprio uno scambiare il pieno col vuoto. Questa scena, questo fotogramma, viene preso da Inception, che è un film che è uscito nel 2010, che forse molti di voi hanno visto. È un film che gioca con il concetto di sogno, nei sogni succedono cose pazzesche, e guardate, i due personaggi camminano su una vera scala impossibile. Allora c'è un tema che io trovo estremamente divertente, un sacco di persone si divertono a fare delle figure impossibili vere, tipo questa di Lego. Questo è un modello di Lego e come vedete però ci sono dei veri omini di Lego che continuano a salire, 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 e questo è molto divertente perché io posso accettare che un disegno mi faccia uno scherzo, ma che una cosa vera che posso anche toccare abbia un aspetto paradossale è decisamente sorprendente. Altri esempi di questa logica li trovate in un parco di divertimenti dove c'è un grande triangolo di Penrose, e questa è una statua che sta da qualche parte. Notate, i più attenti fra voi avranno notato che nonostante la perfezione geometrica, il contorno è perfetto, qui c'è una piccola differenza di tono, di sfumatura, e questo ci fa pensare che nella realtà, se io la guardo di lato, questa figura è molto diversa da come noi tendiamo a immaginarla. Allora adesso bando alle carrellate di figure, proviamo a analizzare il meccanismo che rende possibile fare le figure impossibili. Allora, per farlo io utilizzo il computer, visto che è lo strumento con cui ho più familiarità, e siccome io considero la conferenza Matematica e Cultura una sfida continua, quest'anno ho provato a fare una cosa completamente diversa da quello che ho fatto in passato, sfruttando il fatto che i computer diventano più veloci. Tutte queste pagine, anche quelle interattive, sono tutte quante pagine web.
Quindi in linea di principio tutto questo può essere messo direttamente online e le animazioni girano direttamente nel browser. Questa è una tecnica interessante anche dal punto di vista didattico, che va secondo me molto studiata. Allora questa è la cosa che sanno fare tutti, cioè cubetto 3D che gira, cioè io in realtà sto vedendo dei rombi, dei parallelogrammi sullo schermo, ma non c'è verso, anche senza ombreggiatura il mio cervello mi interpreta questo come un cubo. Allora cerchiamo di capire cosa succede. Quello che succede è che io ho un punto di vista qui a sinistra, qui c'è il cubo con i suoi vertici, vedete io ho unito con delle rette, delle linee di vista il centro della macchina fotografica che fa la fotografia con i vertici dell'oggetto, l'intersezione con il piano dove ho messo la mia pellicola fotografica è il posto dove si forma il disegno e questo è molto chiaro. Ora la cosa interessante è che se io faccio questa operazione è chiaro che se questa faccia rossa io la sposto, scusate, se questa faccia rossa io la sposto lungo i raggi, cioè facendo in modo che i vertici rimangano lungo i raggi, è chiaro che poi quando io guardo l'immagine non vedo nessuna differenza. Cioè se io mi metto nel punto di vista della camera e faccio lo spostamento non vedo nessuna differenza, proprio perché sulla camera io vedo sulla macchina fotografica, cioè sulla pellicola della macchina fotografica, io vedo una proiezione e una proiezione è un meccanismo che brucia informazione. Quindi se io voglio posso anche muovere, per dire, in maniera coerente e sincrona tutte le facce, cioè guardate, sulla destra sta succedendo un bordello terribile di queste facce che girano nello spazio apparentemente senza una logica. Se io mi metto nel punto di vista giusto, vedete, più mi avvicino al punto di vista giusto e più apparentemente le facce si muovono poco l'una rispetto all'altra, fino ad arrivare nella posizione iniziale in cui il cubo è perfettamente intatto. Quindi questa è un po' l'idea, cioè l'idea è di giocare su questa dimensione che viene in qualche modo rapita. Notate che una cosa interessante è che in questa vista prospettica i raggi divergono da un punto, quindi questo vuol dire che la faccia lontana è più piccola ovviamente. Io potrei per tante cose fare una proiezione parallela, come quella che si ha quando gli oggetti sono molto molto lontani, che mi rende le cose ancora più facili perché gli oggetti lontani non sono più piccoli, sono uguali a quelli più vicini e quindi diventa molto più facile fare questo tipo di gioco. Quest'idea che gli oggetti possano avere una forma che non è quella che noi gli attribuiamo è la chiave di tutto. Allora, per esempio, se io prendo un solido, è chiaro che questo sembra un solido a forma di M, come la M di matematica, ma uno potrebbe pensare che questo solido in realtà è un solido con una forma complicata, per cui se lo guardo da un altro punto di vista vedo la C di cultura. Poi siccome io non sono assolutamente, e me ne dolgo moltissimo, neanche lontanamente vicino a Hofstadter, non sono riuscito a finire il challenge che mi ero dato, perché pensandoci, quest'idea che matematica e cultura non siano due aspetti della stessa medaglia, ci fa pensare che ci possa essere un terzo aspetto, che dovrebbe essere la V di Venezia. Mi è venuta un po' una U, ma comunque l'idea è quella che nella realtà tridimensionale ci sono tante immagini e noi ne buttiamo via tante guardando, e quindi a questo punto qui si nasconde il trucco che vogliamo usare. Allora, per esempio, questo è il cubo di Necker. Notate che scusate, mi prendo un mouse che è un po' più facile. Dunque questo è il cubo di Necker. Come vedete il mouse non funziona, perfetto. Come vedete c'è un punto in cui ho l'errore, mentre questa sbarra, quella che adesso coloro in rosso, dovrebbe stare dietro, invece sta davanti. Allora, come si fa a ottenere questo effetto? Notate, io sto girando attorno, sto cambiando il punto di vista, ma qui c'è un trucco spudorato, nel senso che mentre cambio il punto di vista, il mio programma corre frenetico e aggiusta le cose. Allora adesso gli dico di smettere di farlo, e quindi muovo il punto di vista e vedo quello che è successo, cioè quello che è successo è che io ho preso il pezzo dal punto giusto, l'ho spostato lungo i raggi, cioè in modo che non cambi l'immagine finale, e a quel punto posso cambiare come voglio il dietro davanti. Se voglio farlo nella realtà, cioè se voglio costruirlo di plastica come in questo caso, come si fa? Questo è un modello di plastica
fatto probabilmente con una stampante 3D, e qui il trucco, per esempio, è che ci sono dei tagli fatti ad arte, in modo tale che, di nuovo, quando mi metto in un punto di vista molto preciso, l'effetto si crea. A volte i tagli non sono belli, perché legano troppo a un punto di vista preciso, allora io potrei deformare le cose in modo da collegare questo con la posizione dietro, e questa cosa le trovate in rete, sono molto, molto belle, molto interessanti. Ora veniamo a Penrose. Come si fa a Penrose? Allora, l'idea è che io ho tutti questi cubetti perfettamente naturali che si scivolano sul piano, faccio comparire una terza fila di cubetti e qui c'è qualcosa di molto strano, perché ovviamente non sta rispettando le leggi normali della prospettiva, c'è l'effetto di Penrose. Ora, come si fa a fare nella realtà? Cioè, prima l'abbiamo visto nel parco divertimenti, cambio il punto di vista, e vedete che in realtà quello che succede è che qui abbiamo un cubo che è bucato, di modo tale quando io lo vado a sovrapporre a quell'altro non mi accorgo di quello che succede. Il mio cervello ci tiene troppo all'idea di cubo, e quando vede questo cubo tagliato pensa, vabbè, questo è chiaramente un cubo di cui io non vedo una parte perché è nascosta da quell'altro. Questa è l'interpretazione più ovvia. Ora, supponiamo che voi vogliate farlo a casa. Come si fa? Bisogna trovare il punto giusto dove mettere la telecamera. Allora, e questa è una cosa particolarmente divertente, perché se io faccio questa configurazione, come vedete abbiamo 5 cubetti, o meglio 4 cubetti nella direzione X, 4 cubetti nella direzione Y e 4 cubetti nella direzione Z, e poi c'è un ultimo cubetto che deve toccare il primo, ma se deve toccare il primo, questo vuol dire, che io voglio sovrapporre il cubetto rosso al cubetto verde. Se ci pensate non è difficile e ci aiuta la simmetria del cubo. Vi faccio vedere com'è il cubo grande. Vedete? Questo è un grande cubo, io ho disegnato 3 segmenti del grande cubo, il segmento su X, su Y e su Z. Se guardo il cubo in modo da infilzarlo allo spiedo lungo la diagonale maggiore, il cubo tira fuori questa simmetria che io l'ho sempre trovato esilarante, perché trovare l'esagono, il 3, nel mondo del cubo, del 2, è una cosa veramente bella, e quindi si crea questa configurazione molto, molto simmetrica. Il cubo di Penrose viene molto naturalmente a 60 gradi, cioè viene molto naturalmente un triangolo equilatero, proprio per questo motivo. Questo è abbastanza interessante e ci permette di fare con grande facilità anche, questo è un modellino della cascata di Escher, al posto dell'acqua che è un po' tediosa da fare ci ho messo delle palline colorate, e anche qui vogliamo vedere come funziona il trucco, ve lo faccio vedere subito. Oggi si svelano i trucchi ovviamente. Notate che questo è un oggetto molto pratico da costruire, e in effetti c'è un signore che l'ha costruito nella realtà. Questo è un filmato su YouTube che potete trovare, non so se ho una connessione in questo momento. Vabbè, comunque lo trovate facilmente cercando scala impossibile for real. E lui sostanzialmente riesce a realizzare la scala che funziona, cioè la waterfall, la cascata che funziona, e in realtà c'è un fotomontaggio che poi spiega in un altro video. Questa è la scala eternamente discendente, c'è una pallina pazza di felicità che sta saltellando giù per i gradini. Anche qui questo è un oggetto che è molto facile da costruire, cioè perché io faccio una scala di questo tipo, come vedete accorcio i branch, e poi c'è come al solito da trovare il punto di vista giusto. Allora, per trovare il punto di vista giusto, io in qualche modo mi calcolo la posizione di quello che sarebbe l'ultimo gradino, prendo la posizione del primo gradino, le traguardo esattamente una sull'altra e ottengo il risultato. Una cosa che può aiutare è notare il fatto che questa è un'immagine in prospettiva, viene più bella se in prospettiva, e allora come si fa? Non c'è il problema che le cose lontane diventano più piccole? Ovviamente c'è, in effetti, come vedete questa faccia è più grande. Se guardate qui in pianta, la faccia rossa e la faccia verde sono di dimensioni diverse. Cioè io astutamente faccio diventare i gradini impercepibilmente più grandi man mano che mi allontano, in modo da bilanciare perfettamente l'aberrazione prospettica.
Con questa logica è abbastanza facile fare degli esperimenti. Vi volevo raccontare che in un istituto commerciale, Unitis a Pescara, abbiamo fatto un workshop con degli studenti. È divertente, no? Utilizzare la matematica per creare una cosa di questo genere è molto stimolante e uno deve lavorare un po' con l'algebra vettoriale. E la cosa divertente è che gli studenti, vabbè, adesso non ho internet, quindi non vi posso far vedere, ma gli studenti hanno proprio inventato delle figure impossibili loro, che mi sembra una bellissima cosa. Ecco, perfetto. E ci deve essere sempre qualcosa che non va bene, se no non si capisce che stiamo usando il computer. Ho quasi finito, vi volevo far vedere solamente altre due cose. Quindi questo così, ecco. Questo è un esempio di il tridente del demonio, quella cosa tremenda che vi dicevo prima. Come vedete la pallina sottolinea l'impossibilità. Come si fa? Questa cosa non me la posso cavare con il vecchio trucco, cioè non posso realizzare un oggetto vero e poi fotografarlo da un punto di vista speciale. Quello che succede è che in realtà io ho fatto due immagini, le ho collimate perfettamente in modo che i bordi dell'una si saldino con i bordi dell'altra, e poi ho fatto proprio image processing, cioè un fotomontaggio se volete. C'è un istituto in Germania che hanno fatto delle cose sulle figure impossibili e hanno realizzato un modello reale di questo oggetto, ma c'è sempre un fotomontaggio realizzato con un vetro semitrasparente. Quindi c'è un vetro che in parte è specchio, in parte vetro, in parte trasmette l'immagine della scena A, in parte trasmette l'immagine della scena B. Per come funzionano gli specchi, se io muovo la testa, le immagini rimangono perfettamente collimate. Con la stessa tecnica possiamo fare questa l'ellisse impossibile. Ho trovato questo disegno molto, molto bello, a mio parere, che mette insieme il triangolo del demonio, il rettangolo impossibile, e questi sono tre ellissi impossibili, e questo viene chiamato tipo l'incubo dell'ingegnere, oppure polygonal electrodynamometer, eccetera, eccetera. Ora, io sono un ragazzetto che usa l'informatica, come sapete, poi non sono più un ragazzetto, un vecchietto che usa l'informatica, e però ho una grande fascinazione per le cose vere. Allora ho provato a fare l'esercizio di costruire una cosa vera. Vedete, qui abbiamo, si è un po' distorto nel trasporto, ma qui abbiamo questa finestra infilata dentro un supporto. Questa è una bacchetta del ristorante cinese, quindi legno, e allora a questo punto quello che io posso fare, vedete, posso metterlo qua dentro, oppure posso per esempio metterla qua dentro, e questo è abbastanza impossibile ovviamente. È chiaro che c'è sempre un trucco. Questa cosa è abbastanza simile, adesso tolto il fatto che quello che abbiamo visto ieri è un artista straordinario, no? Però è un po' lo stesso tipo di gioco. Allora io potrei farvi vedere la foto di un cubetto, no? Cioè questo è un bel cubo tridimensionale che io posso provare ad acchiappare con le mani, ma non c'è, e in realtà quello che succede è che io ho un'immagine molto distorta. Bisogna scrivere un programma che distorce l'immagine in maniera adeguata, opportuna. Vi faccio vedere altri due esempi. Questo per esempio sono due ingranaggi. Ho bisogno della mia... Ecco. Allora, sono due ingranaggi e come al solito io posso infilare la mia preziosa asticella. Ecco, è chiaro che questi oggetti lavorano sull'ambiguità concavo-convesso. E però l'effetto è assolutamente implacabile, cioè anche voi adesso avete visto come funziona, ma non c'è niente da fare, il vostro sistema di riconoscimento del 3D prende il controllo e dice no, ho capito. Ovviamente per amore di circolarità bisogna sempre finire con la stessa immagine con cui
si è cominciato e quindi ecco il triangolo di Penrose vero, e ovviamente anche in questo caso questi quadrati, cioè questi cubi sprofondano invece che venire fuori, e con questo vi ringrazio dell'attenzione.